Benvenuti nell'ultima parte del tour Marche Abruzzo 2020. Se vi siete persi l'episodio precedente, premete sulla I in alto a destra per rivederlo. Altrimenti, buona visione. Siamo pronti per affrontare l'ultimo giorno verso casa e da qui dovremo cominciare a salutarci e ognuno prenderà la propria direzione per tornare. Non sono sicuro di quanto potrò registrare oggi visto che abbiamo parecchie ore di moto ma quasi tutte sotto l'acqua da come previsto. È da ieri che ne parliamo ed effettivamente oggi il tempo sembra voltarci le spalle come lo è stato per l'andata. Siamo pronti. Adesso si va. Ciao, ciao. Eccoci qui, sosta autogrill per pranzo, ma sto facendo la spiegazione dell'ultimo giorno che purtroppo non sarà possibile mettere completamente perché ha piovuto tutto il tempo. Io devo avere anche i pantaloni tutti bagnati. Wow. Madonna, mica si è bagnato tutto. 5 euro dal coso e pagano caffè per cui sparire. Dobbiamo andare in quella direzione ed è tutto nero. Il nipote vede il nonno seduto sulla panca. Ecco, ci siamo fermati dopo circa 200 km di autostrada in questo autogrill a Castelnuovo Scrivia per salutarci. Ormai siamo rimasti soltanto noi quattro della Lombardia. Cazzo, devo cambiare guanti perché ho le mani congelate. Cavoli, non abbiamo fatto No! No! No, no, no! No! È bello quando ci si può aiutare l'un l'altro, vedi? Uno purtroppo ha bucato, bruttissima esperienza, e il Claudio ha fornito il tappabuchi. Si vedeva la tela. No, quella lì è eterna. Sì, però si vedeva la tela, l'abbiamo pulito, però si vedeva proprio la tela, il ferro, molto mette lì vicino al ferro. Non so se sono riuscito a chiuderglielo proprio bene bene. Ah, ma ha fatto proprio il... Sì, perché metti il, come si chiama, fai quell'affarino lì, pulisci il foro, poi metti dentro il mastica. E anche questo Grand Tour in Abruzzo lo abbiamo completato.